Pronto? Buongiorno, il signor Andrea Rocchio. Sì, buongiorno. Buongiorno a voi, io sono il figlio della signora Titina. Non so se vi Sì, ricordate. Che piacere Tinella, sì, sentire. la maestra di Tinella, sì. Ecco, che bello Sì. che vi ricordate, è un piacere. Mi ha detto Voi chi ma siete? E voi chi siete? Perché il più grande, il più non vi grande. conosco tutti, non vi Lo so, conosco. sono il più che la mamma se l'ettera fa. Allora, come si Pure a diceva? me nonno. Noi dovremmo avere più o meno la stessa età. Voi tenete 30, lui 33 anni, se mi ricordo 32, buono. 32. Vi mi ricordavo buono, insomma. Che si dice? Voi state facendo sempre l'infermiere. Sì, 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 sì. Beh. Sto seguendo due attività, l'azienda familiare e in più faccio Ah, l'infermiere. che bello. Insomma, contrariamente a sti guaglioni oggi che non te ne ne fa niente, praticamente voi fate così tanto. Non lo so, è una passione che tengo dentro per entrambi i lavori, Eh, ovviamente. eh. Riesco a fare solo quello, altro non ne riesco a fare perché Aziende e comunque famiglie, che si trattava? Qualcosa di agricolo, se mi ricordo bene. sì, sì, Eh, sì, noi abbiamo un'azienda di parte marchigiane da carne, bello, il bellissimo. GP, tant'è vero che attualmente proprio mi trovo in Mm. montagna, noi facciamo l'alpeggio. Ma che state dicendo? Pure l'aria è buona, Ulate lo stato, mo, Sì. là, che parte E io state? mo proprio sto a confine tra Capriati e Monterotuno. Madonna, che bello, guarda, vi dico proprio beato a voi perché che invece in da città smog, schifezze. No, vabbè, penso che io non ci riuscirei a vivere là. No, ma non si può stare, ma infatti voi avete fatto la migliore scelta. E beh, quando facete un formiere poi che fate? Scendete direttamente? Come funziona No, poi? vabbè, io lavoro qua vicino, a Stesso Montagna. là. Quindi non è che vi Lavoro qua dovete vicino. allontanare più di No, tanto. il mio un quarto d'ora e sto al lavoro. Ma che bella cosa. E poi, scusa se te lo dico, No, 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 Andrea, prego, prego. ma sei fidanzato? C'hai una compagna? Guarda, mi dovevo sposare e ci Mm. siamo lasciati. Ah, questo mi dispiace tanto. Come mai poi? Se non sono Saremo... indiscreto, per non mi permettesse No, mai. no, 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 no. Che è successo? Ci dovevamo sposare e ci Mm. siamo lasciati perché Eh, non era... Non era cosa, ah. Vabbè, mica te ne piente, vorrei dire che non No, era no, no, cosa. no, mi sento fortunato, ti dico la Bravo, verità. bello rufrato perché certe cose è meglio che succedono prima quando non succede che poi succede una roba. Hai capito? No, no, ma indubbiamente, io mi sono salvato grazie al Covid. Meno male. Ringrazio proprio veramente il Covid, forse sono una delle poche persone che ringrazia il Covid. Ho capito, ho capito, ho capito. Senti, Andrea, no per qualche cosa, ma tu se non sbagli tieni pure il pecora. Sì, c'ho le Suffolk. Madonna, quante ne tiene? No, ne tengo solo per uso casa familiare una ventina così. Ah, se tu dici niente, una ventina. Senti, Andrea, una cosa tra me e te, no, ma perché mo siamo tra coetanei, Sì, insomma. no, no, ma guarda, io non vi conosco, cioè, forse se vi vedo vi Di riconosco pure, vista sì, di però mo vista si vede che sì. No, no, ma mo ci non mi siamo ci ricordo. non abbiamo mai avuto, diciamo, sta confidenza, però No, insomma, quando anzi, io ti chiedo scusa se ti sto rubando tempo, eh. no, non so che Ti fare, volevo guarda. chiedere, Andrea, con grande onestà, ma è vero che capisci a me, con le pecore si può pure si può capire, indallo vile, quando non stanno pochi sole. No. Ah, sì, ma dice che prima, un po' prima che a Corrumi dice che la dico. E beh, perché a mo tu con 20 pecore, ora che non è mai successo. No, 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 non è successo. Ya, Andrea, No. è chiaro, c'è la verità. E le dice che è bella, lo fatto quasi naturale, cavolo. No, no, non mi è mai successo, veramente. Sì. Per fortuna non ne tengo bisogno. No, mi fa piacere. Sai che a me proprio lo fatto mio, io amo particolarmente gli animali. Sì. Allora ci ha detto pure a mia mamma, ha detto perché io con mia mamma e suo tengo un bello rapporto con tutti i neri. Poi lei è una donna magnanima, parliamoci. Ci ha detto proprio, e che te guarda, chi le prova a chiamare Andrea, lei lo sa, ha detto chi le tiene gli animali e cose. Quando mette che tiene 20 pecore, ha detto quasi quasi faccio una telefonata. Sì, sì, ci stanno in due. Dico, ma c'hai un ovile poi? No, stanno a tutti, stanno. Beh, ma non ci sta, tipo non mi può lasciare che una pecora magari voglio vedere se riesco a trasine poco in intimità. Mica No, te come pigli faccio? No, collera. no, ma come faccio? Ya, ma Andrea, se vuoi ti faccio No, pure no, ma guardare, facciamo insieme. no, no, non devo fare. Ya, Andrea, No, ma io stai saccio che quelle poi scherzando? fanno pure più latte. No, no, ma a me l'altro non lo Andrea, ma perché tu mamma volessi fa credere a me che non ti mai capisci a me hai fatto una pecora? No,
Ya, Andre, siamo uomini di mondo, tu solo un coppa a montagna. Con tutte le pecore, belle e buone, non ci hai mai fatto fa beh, beh. Ma te ne devo partire stamattina. No, Andrea, facciamo una cosa, ne pigliamo due belle chiatturelle. Uno io e uno tu. Oh, non ti preoccupare. Poi magari se ti trovi, insomma, io esco da pecora e poi vengo pure a rete a te. No, non ti preoccupare. A me le buche mi hanno detto strisce. Non hai capito che ti buca? A me il buco è da sta stretta a re. Vabbè. Tu per cagare. Vabbè, Andrea, ma in da vita si ha da provare cosa, frate? Vogliamo fare mano, Andrea? Andrea? Domani mattina? A votate 10? Andrea? Ma te ne devi partire stamattina. Andrea? Ma tiene pure un cane pastore?